sessantini i pazienti attualmente ricoverati per influenza negli ospedali trevigiani, numero destinato ad aumentare con il picco atteso a gennaio, in crescita gli accessi al pronto soccorso di bambini per problemi respiratori. Bullismo e violenza tra giovanissimi, lo psicologo Casteller, tra i miei pazienti ragazzi che immaginano di uccidere i genitori, lockdown e social le cause di questo disagio. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di apparecchiature elettriche ed elettroniche rubate in un ecocentro, denunciato dai carabinieri un 42enne. Si attendono tra lunedì e martedì gli esiti dei campionamenti effettuati dall'ARPAV nelle acque di un canale di Scolo a Roncade. Ieri l'allarme per una sostanza bianca sospetta. Comuni alle prese con i rincari e bilanci di fine anno da chiudere. Il sindaco di Oderzo, situazione drammatica. Ad ogni richiesta che arrivi in municipio da parte di associazioni sono costretta a dire no. Il comune di Spresiano ha avviato l'iter per la certificazione IGP Miele del Piave. L'obiettivo è realizzare una via del miele che abbracci anche comuni fuori provincia. A Mansua è posizionato dal sindaco nella piazza del paese l'albero di Natale, un abete speciale perché uguale a quello donato a Palazzo Chigi. Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la situazione negli ospedali trevigiani legata all'influenza stagionale, una sessantina attualmente le persone ricoverate, ma aumentano gli accessi al pronto soccorso di bambini a causa dell'influenza e che presentano seri problemi respiratori. Abbiamo tante persone adulte, quindi diversi anziani con altre patologie, circa una sessantina, 50-60, che sono ricoverate all'ospedale, nei nostri ospedali, solo per influenza. 2 anni di mascherine, una memoria immunitaria che si è indebolita e un virus particolarmente aggressivo, un mix che ha portato l'influenza stagionale ad anticipare di 2 settimane i suoi effetti, costringendo molti trevigiani a letto con febbre oltre 39, disidratazione, tosse e problemi respiratori. Una sessantina i pazienti ricoverati, numeri destinati ad aumentare a fine dicembre e inizio 2023 in concomitanza con il picco influenzale. A pesare in questo scenario le poche vaccinazioni somministrate. La gente riteneva che fare la vaccinazione a novembre, i primi novembre, fosse troppo presto e il consiglio chiaramente è quello di vaccinarsi velocemente perché il picco sarà i primi di gennaio. Virus influenzale che in questa fase colpisce soprattutto i bambini, come evidenziano gli accessi al pronto soccorso pediatrico di Treviso, con un 20-25% in più di minori che arriva in ospedale con problemi respiratori importanti. Sintomi dell'influenza che somigliano a quelli del Covid e così aumentano anche i tamponi effettuati, 1500 al giorno, numeri che non si registravano dalla fine della seconda ondata. Covid che si somma dunque al virus influenzale. Abbiamo dei kit dove riusciamo a fare subito il test per l'influenza e quindi dare a chi arriva in pronto soccorso subito una risposta se la sua è una sindrome influenzale o se è Covid. Covid che non molla la presa. Abbiamo 2 persone in terapia intensiva, una a Treviso ed una a Conegliano, ma soprattutto abbiamo 8 persone nelle pneumologie, quindi certamente con sintomi legati al Covid, quindi problemi respiratori, problemi polmonari. E poi abbiamo l'ospedale dove abbiamo un centinaio di persone che sono ricoverate per Covid, le altre 50 che sono Covid per caso. Minori sempre più aggressivi, una crescita esponenziale di ragazzini tra i 13 e i 17 anni che hanno perso il contatto con la realtà. A raccontarci una situazione a dir poco preoccupante Mirko Casteller, psicologo e psicoterapeuta, che spiega come in questi ultimi tempi nel suo studio si sia trovato di fronte a minori con gravi disagi. In passato io vedevo grossi conflitti con i genitori, ma quei conflitti classici di una crescita di un adolescente. Oggi il conflitto non c'è col genitore o è comunque marginale, però immaginano, e questo so di dare un termine pesante, la soppressione non sociale ma fisica del genitore. Io ho dei casi che mi sono stati segnalati, che ho avuto in studio, dove immagino proprio di essere presenti sul bordo del letto del genitore, raccontano l'immaginario fisico, in alcuni casi rischia di diventare reale e pensano addirittura al venir meno del genitore. A scatenare questa situazione allarmante un cocktail micidiale, i social da una parte e i 2 anni di restrizioni causa pandemia dall'altra. Alcuni ragazzini tra i 13 e i 17 anni hanno perso il contatto con la realtà, diventando sempre più aggressivi. I valori che loro ritengono importanti sono quelli che ci sono nella rete.
non nella fisicità umana, non nel contatto con la persona. Perciò anche aggredire, e spesso farlo in gruppo, è una forma di deresponsabilizzazione, perché nel gruppo non c'è responsabilità. Il gruppo è molto simile ai social, perché nei social non c'è una responsabilità diretta. Fondamentale è la famiglia, spiega lo psicologo, che deve saper ascoltare e vedere i comportamenti del proprio figlio. Spesso sono apatici, rimangono in casa, stanno seduti, si collegano con i social, addirittura sono anche troppo gentili con i genitori, accoglienti, se non in forme aggressive estreme che poi si sviluppano, le vedremo anche formalmente, non litigano, però non ci sono, non sono qui, non sono. Noi osserviamo i nostri ragazzi, ma non sono fisicamente qui presenti, sono nell'altro mondo, nell'altra realtà. Lì è tutto permesso. Bisogna far rete continua tra scuola, famiglia, istituzioni e forze dell'ordine per aiutare i ragazzini che hanno perso la strada. Attenzione. Tra qualche anno avremo immensi, ripeto immensi, non sono parole fuori tema, immensi problemi di ordine pubblico, perché i quindicenni avranno 18, 19, 20 anni. L'appello è quello alle famiglie. Se dovessero riscontrare comportamenti anomali è fondamentale non attendere e rivolgersi a degli esperti. Aveva occultato in macchina, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico con una lama di lunghezza di 16 centimetri. È stato denunciato dai carabinieri per porto di armi e oggetti atti ad offendere un 42enne del posto. L'uomo è stato fermato a Trevignano per un controllo e dentro l'abitacolo nascosto c'era appunto il coltello che è stato sequestrato dai militari dell'Arma. Ed ancora una truffa online per acquisto di pellet. A Castelfranco i carabinieri hanno deferito, è stato di libertà una 37enne del Bresciano. L'uomo ha messo in vendita su un sito internet 3 bancali di sacchi di pellet, inducendo in errore l'acquirente. Si è fatto versare su una carta prepagata la somma di 520 euro, rendendosi poi irreperibile. Fermato per un controllo è stato trovato in possesso di apparecchiature elettriche ed elettroniche rubate, denunciato dai carabinieri un 42enne. Rubano negli ecocentri apparecchiature elettriche ed elettroniche, poi le portano in depositi già concordati. Da qui organizzazioni criminali prelevano il materiale e lo trasferiscono verso i mercati di altri paesi europei ed extraeuropei. I carabinieri hanno così denunciato un 42enne ivoriano fermato per un controllo e trovato in possesso di diverse strumentazioni che con molta probabilità aveva asportato dall'ecocentro di Gorgo al Monticano. L'uomo è stato così denunciato dai carabinieri per furto. Il materiale recuperato è stato riconsegnato alla diritto. Si tratta questo dell'ennesimo intervento dei militari dell'Arma che recuperano apparecchiature o scarti ferrosi rubate dai centri di raccolta che vanno ad alimentare il mercato illegale. Una lettera a dir poco allarmante, quella che si è trovata una barista di Castelfranco in una cassetta fuori dalla porta di casa. Impaurita dai toni della missiva si è recata dai carabinieri e ha presentato denuncia. Uno scherzo di cattivo gusto o una reale minaccia? Certo è che una barista di Castelfranco, in una cassettiera che aveva lasciato fuori casa, ha trovato una lettera anonima dai toni intimidatori. Cara proprietaria dell'appartamento, si legge nella missiva, è giunto il momento che lei sappia che la sua casa è osservata ogni giorno. Le do il benvenuto nel suo peggior incubo. Parole conosciute che riportano ad una serie TV dal titolo L'Osservatore, che fra l'altro si ispira ad una storia vera. Spaventata la barista si è recata dai carabinieri per sporgere denuncia. Immediate le indagini per risalire all'autore della lettera che ovviamente ora si trova nelle mani degli uomini dell'Arma. A spaventare ancor più la donna sono le ultime parole scritte. Scoprirà presto cosa si nasconde tra le mura della sua dimora, si legge. Mi piace molto il fatto che lei non chiuda mai o quasi la porta. Troverà una sorpresa e lei ammette che davvero non chiude sempre la porta. Qualcuno davvero la sta controllando? Se l'intento era di metterle paura, ci è riuscito, ma ora saranno i carabinieri a dover chiarire quello che sembra davvero un piccolo giallo. Arriveranno tra lunedì e martedì gli esiti dei campionamenti effettuati dall'ARPAV nelle acque di un canale di Scolo a Roncade in via Pantiera, dove nel tardo pomeriggio di ieri è stata segnalata una sostanza bianca sospetta e un forte odore. Sul posto anche i vigili del fuoco. Tra le ipotesi che possa trattarsi di acido da batterie per auto. Solo gli accertamenti dell'ARPAV potranno chiarire la natura della sostanza inquinante e, come sottolinea il sindaco Zottarelli, risalire ai
ai responsabili. Intanto, complice anche la pioggia, la situazione nel canale è tornata alla normalità. Comuni alle prese con i rincari da una parte e con i bilanci di fine anno da chiudere dall'altra. Il sindaco di Oderzo lancia l'allarme, parla di una situazione drammatica e dice: ad ogni richiesta che arriva in municipio sono costretta a dire di no. Quest'anno lo chiudiamo, diciamo, abbastanza senza sangue, ma il bilancio preventivo del 2023 è tragico, è veramente tragico, la situazione è tragica. Un quadro drammatico, quello dipinto dalla sindaca di Oderzo, alle prese come gli altri colleghi con il bilancio di fine anno. Consuntivo 2022 che il comune pitergino riuscirà a chiudere grazie ad un ricorso vinto nei vari gradi e con i soldi arrivati a fine dello scorso anno, serviti per far fronte agli aumenti dei costi, 800.000 euro in primis delle bollette. Il bilancio di quest'anno siamo riusciti riusciremo ad arrivare alla fine dell'anno perché possiamo godere di un ricorso vinto per una mancata restituzione del Fondo di solidarietà del 2015. Ci sono i servizi da garantire, le bollette da pagare e poi ci sono le associazioni, le scuole, le società sportive che chiedono aiuto al comune. Si rivolgono a noi tutte le associazioni che gestiscono tutte le strutture. Di ieri sera in consiglio un confronto molto triste con, per esempio, Pitergina, la nostra squadra di calcio, che ci chiede per il rinnovo della concessione un aumento del contributo che noi non siamo in grado al quale non siamo in grado di far fronte. Non è mancanza di interesse verso lo sport, la cultura, l'arte, spiega la prima cittadina, ma soldi proprio non ce ne sono. È una tragedia perché dobbiamo tagliare tutto e ancora non basta. Anche i servizi essenziali? Sì, a meno che di non dover fare altre manovre spiacevoli e sgradevoli. È brutto, è un periodo veramente brutto e, come dico, poi è brutto dover dire no a tutti. Ora una rettifica rispetto al titolo andato in onda venerdì relativo al servizio della presentazione a Sedico del libro in cui Regione Veneto e Veneto Strade ripercorre il lavoro svolto durante e dopo la tempesta Vaia del 2018. Un vero e proprio diario degli sforzi compiuti, 141 in provincia tra strade e siti valanghivi. Per errore il nostro titolo in onda ha citato ANAS anziché Veneto Strade. Ce ne scusiamo con i diretti interessati. Bilancio positivo per il Black Friday che induce ad un cauto ottimismo in vista del prossimo Natale. Nonostante gli aumenti, la guerra nel cuore dell'Europa e le incertezze economiche legate al futuro, i trevigiani ritrovano la voglia di fare acquisti anche e soprattutto in vista del Natale. Consumatori che pure quest'anno hanno approfittato delle promozioni del Black Friday per le compere autunnali, ma anche per qualche regalo da mettere sotto l'albero. Il bilancio per la marca allineato a quello nazionale. Si parla di un calo rispetto al 2021 di circa un 5%. Però dall'altro lato si guarda a un importo settimana del Black Friday rispetto alla settimana precedente di una crescita del 20%. Quindi vuol dire che comunque è un'operazione commerciale da tenere bene in conto nelle proprie strategie. Segnali positivi che portano ad un cauto ottimismo in vista del Natale 2022. I primi segnali che arrivano da alcuni settori come quello della moda, sembra che ci sia molta voglia di ritornare a fare regali anche un po' più importanti rispetto al passato. La politica con le amministrative del prossimo anno, anche a San Biagio di Callalta si andrà alle urne. Al momento il sindaco uscente Cappelletto non può ricandidarsi per un terzo mandato, ma nel caso arrivi la riforma si dice pronto a mettersi a disposizione. L'esperienza che ho vissuto quanto sindaco è stata un'esperienza positiva, quindi non mi sento di escludere che potrebbe esserci comunque una mia disponibilità nel proseguire questo tipo di esperienza. A San Biagio di Callalta si pensa già alle amministrative del 2023. Per il primo cittadino in carica si tratterebbe di un terzo mandato al momento escluso, visto che la riforma del testo unico degli enti locali approvato in seno alla conferenza Stato-Regioni ha approvato la riforma e quindi la possibilità dei sindaci di ricandidarsi per una terza volta, solo però nei comuni sotto i 5.000 abitanti. La discussione a livello nazionale rimane comunque aperta e non è dunque accantonata l'ipotesi che si allarghi anche ai comuni più grandi. Il sindaco Cappelletto è pronto ad essere protagonista alle prossime elezioni ed è già al lavoro in tal senso. Sto lavorando per dare una continuità all'amministrazione comunale, per poter dare una proposta al territorio all'altezza delle aspettative. Siamo a buon punto.
Dopodiché ci sarò conto di esserci, di volerci essere per dare il mio contributo, qualsiasi sarà il mio ruolo. Per Cappelletto significherebbe dare continuità ad un lavoro iniziato 10 anni fa. Non si finisce mai di fare, di voler raggiungere degli obiettivi. È anche vero che ad un certo punto si lascia anche ad altre persone perché c'è più dinamicità e quant'altro, però è anche giusto avere delle ambizioni e, ripeto, non mi sento ancora così vecchio. All'Odissea di Spresiano questa mattina festa dell'apicoltura, è stata l'occasione per fare il punto sullo stato di salute di questi insetti fondamentali anche per la nostra sopravvivenza, ma anche per lanciare un nuovo progetto del comune. Oggi è la data zero per arrivare alla certificazione IGP miele del Piave. Un riconoscimento per un prodotto tipico specchio della salute del nostro ambiente. Il comune di Spresiano pronto ad avviare l'iter per la certificazione IGP del miele. Innanzitutto inizieremo con una delibera di giunta, poi dopo, unitamente a Coldiretti, APAT e agli organi interessati, stenderemo un disciplinare e poi seguirà l'iter burocratico per arrivare alla certificazione. Un riconoscimento che ha un obiettivo futuro ben preciso. Abbiamo pensato a una strada del miele, ma per arrivare alla strada del miele bisogna iniziare con la certificazione. Spero di arrivare fino a Limana, che è la città del miele, e quindi ecco, l'idea di partenza è sicuramente ambiziosa, però sono convinto che ci sia bisogno di progetti come questo. Non sarà solo un progetto turistico dal punto di vista enogastronomico, ma anche un progetto ambientale. Ricordiamo tutti l'importanza che hanno le api. L'annuncio del sindaco della Pieta durante un convegno dedicato all'apicoltura, occasione per ribadire l'importanza di questi insetti per la nostra sopravvivenza, e i dati che arrivano dagli osservatori sono incoraggianti grazie all'impegno degli apicoltori. Il patrimonio apistico sia inalterato. Anzi, dobbiamo dire che quasi quasi sta aumentando il numero degli alveari e delle api nel territorio. Indica un buon livello di preparazione tecnica degli apicoltori e però segnala anche una collaborazione e un dialogo fra apicoltura e agricoltura. È il momento di fermarci per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. A Treviso, dove sono in arrivo 400 nuovi cestini intelligenti di ultima generazione contro l'abbandono dei rifiuti. Belli da vedere e utili per tutti i cittadini, sono in arrivo a Treviso i nuovi cestini di ultima generazione con un'apertura di inserimento in grado di evitare il tappo che si crea quando persone incivili abbandonano i sacchetti dei rifiuti, bloccando di fatto il contenitore. L'apertura è troppo stretta per evitare che qualcuno inserisca un sacchetto per bloccare il cestino e quindi volesse farlo può farlo nella parte superiore, ma il cestino sarà ancora riutilizzabile dagli utenti successivi. Verranno posizionati più di 400, ma stiamo anche ultimando un percorso in cui verranno aggiunti in più rispetto al tradizionale. Questi sono quelli del centro e poi verranno sostituiti gradatamente in tutti i quartieri. Per installarli tutti ci vorrà circa un mese. In Restera ne verranno installati di più rispetto a prima. I nuovi contenitori sono dotati anche di un posacenere per la raccolta dei mozziconi e di un transponder per indicare l'avvenuto svuotamento, così da dare un monitoraggio elettronico per capire quali svuotare. Continua intanto la lotta da parte dell'amministrazione contro l'abbandono dei rifiuti. Teniamo conto che noi abbiamo innalzato al massimo le multe a 400 euro, sia la polizia locale, sia le segnalazioni dirette ai cittadini, sia la polizia del consorzio Priula agisce in maniera continua. L'augurio è che d'ora in poi i contenitori vengano utilizzati nella maniera corretta. Nella Casa di Cultura Goffredo Parise a Ponte di Piave si è tenuto un incontro di presentazione alle amministrazioni comunali dello Pitergino Mottense del libro Disabilità, la storia, il linguaggio, la condizione, la Convenzione ONU di Rodolfo Dalla Mora. Il libro vuole contribuire alla creazione di un nuovo approccio culturale e sociale nei confronti della condizione di disabilità per consentire una piena partecipazione e inclusione. Nel volume vengono inizialmente ripercorse le tappe storiche di maggior rilievo e i cambiamenti sociali e culturali nel corso delle differenti epoche che hanno interessato il modo di concepire la disabilità, per poi realizzare un focus sull'evoluzione concettuale e culturale che ha portato a significative modifiche del lessico, degli approcci e delle politiche in materia proprio di disabilità.
Inaugurati 2 nuovi appartamenti al villaggio solidale della cooperativa Solidarietà. Oggi invece inauguriamo l'ennesimo appartamento che è fondamentale perché ci fa capire come la disabilità non debba essere considerata un problema ma un'opportunità. Nuovi appartamenti dedicati al progetto co-housing per persone con disabilità all'interno del villaggio solidale della cooperativa Solidarietà di Treviso, raccontati da coloro che li abitano in un incontro per spiegare come è cambiata la disabilità in questi anni. Non più solo residenza e non più solo CEOD, ma appartamenti per persone che cercano la loro autonomia, la loro indipendenza, e certamente il fatto di convivere, di aiutarsi a vicenda facendo anche i lavori più umili di casa, si sentono molto autonomi e molto realizzati, ecco, per affrontare anche altre sfide che la società senz'altro li chiamerà a svolgere. Oltre alle storie sono stati illustrati i risultati e i progetti di autonomia abitativa legati alla legge 112/2016 per il dopo di noi, per il sostegno alle famiglie. Questi ragazzi vanno a una vita indipendente, in co-housing, e fa parte della costruzione del progetto di vita. Qui si tratta di appartamenti dove loro vivranno in autonomia, ma il progetto prevede proprio l'attenzione non solo nella vita, diciamo, all'interno dell'appartamento, ma anche il tempo libero. Fa parte del progetto di vita effettivamente che pone grande attenzione nei confronti di questi ragazzi. A fare da colonna sonora all'evento, non privo di emozioni, i giovani musicisti del Coletti di Treviso e tante storie di vita da raccontare in un mondo di persone speciali. Tra pochi giorni in tutte le nostre comunità ci sarà il rito dell'accensione dell'albero di Natale. A Mansuè è stato il sindaco che ha voluto con orgoglio posizionarlo personalmente nella piazza del paese. Il perché ce lo racconta il prossimo servizio. Vai! Attento ed orgoglioso Leonio Milan, sindaco di Mansuè. Orgoglioso perché anche quest'anno allieta le festività natalizie con questo grande albero di Natale. Grande per diversi aspetti. Il primo certamente come si conviene per la lunghezza, il secondo perché una volta identificato dagli agronomi come pianta da sacrificare per rinforzare le altre del bosco vincadore, ha avuto subito pronti i volontari del paese con tanto di camion e relativo braccio per trasporto e posizionamento. Ma soprattutto orgoglioso perché di alberi così quest'anno ce ne sono solo 2. Perché ce lo ha regalato l'amico sindaco di Cibiana ed è lo stesso che verrà messo davanti a Palazzo Chigi. Insomma, lo stesso spettacolo natalizio sia a Mansuè che a Roma, in una condivisione che accomuna chi guida questa comunità con chi guida l'Italia intera. Secondo Milan, sotto lo stesso principio. Il sindaco deve sempre essere presente e anche incoraggiare chi lavora veramente. Ruolo da sindaco che però ci confida non cambierebbe mai con la Presidente Meloni, pur nella soddisfazione invece di condividere almeno per quest'anno la stessa visione dell'albero addobbato, sia dalle finestre di Palazzo Chigi che da quelle del municipio di Mansuè. Fa più bella figura a Roma, ma anche noi comunque quest'anno non siamo di meno. Al Teatro del Monaco la prima dei Capuleti e Montecchi con i vincitori del premio Toti Dal Monte, premio che riserva diverse novità. Sono ritornati sul palco da vincitori del premio Toti Dal Monte per i giovani talenti della lirica Francesca Pia Vitale e Davide Tuscano al Teatro Comunale Mario del Monaco per la prima dei Capuleti e i Montecchi di Bellini che a Treviso mancava da 30 anni. Per Giulietta, alias il soprano, Francesca Pia Vitale, dopo il Toti Dal Monte riconoscimenti anche in Francia e Germania. Mi ha portato molta fortuna e sono molto felice di, come dire, aver lasciato un po' di emozioni qui a Treviso, che poi le sto riprendendo in questi giorni. In
scena una Giulietta in cui Francesca ha rivisto se stessa da giovanissima. Un adolescente che non si rende conto del pericolo a cui va incontro, però allo stesso tempo è disposta a tutto pur di vivere appunto il suo amore e soprattutto è disposta a morire. Nel ruolo di Tebaldo, il tenore Davide Tuscano, vincitore maschile del premio. Mi sento un po' a casa, tra virgolette, poi tra l'altro portiamo l'opera che abbiamo portato a concorso e quindi si chiude un cerchio, diciamo, ecco. E sul Toti dal Monte ci sono diverse novità in arrivo. Abbiamo deciso di porre appunto il concorso a cadenza biennale, la prossima edizione sarà appunto nel 2024, il titolo concorso l'abbiamo già definito ma non lo annunciamo ancora, perché nel 2023 daremo inizio al premio alla carriera Mario del Monaco, la prima edizione, quindi anche questa è una novità per Treviso, alternata al concorso Toti del Monte. Da questa domenica faremo insieme un tuffo nel passato, lo faremo ricordando che dal prossimo 16 dicembre, quando la nostra emittente taglierà il traguardo del 44esimo anno di attività, ripartirà la seconda edizione della nostra storia, la rubrica settimanale del venerdì sera che ripercorre oltre 40 anni di storia della Marca e del Veneto con le immagini e i servizi dell'archivio di Antenna 3. E il primo servizio ci riporta al telegiornale del 7 dicembre 1988, quando si parlava di crisi del settore turistico e spopolamento dei centri storici, un tema quanto mai d'attualità. Marca e turismo, valorizzazione dei nostri centri storici innanzitutto. Se ne è parlato in una conferenza di studio a carattere provinciale per definire opportunamente i problemi riguardanti le iniziative promozionali, i compiti di istituto e la complessiva politica di valorizzazione. In questa situazione prendersi cura dei vari centri, delle bellezze turistiche della nostra provincia è ovviamente fondamentale. Lino Innocenti, presidente dell'amministrazione provinciale di Treviso. Quali ipotesi di intervento per i centri che stanno morendo nella nostra Marca? Ma bisogna individuare le cause innanzitutto di questa agonia ed evidentemente bisogna agire sulle cause. Se per esempio la causa è data dal fatto che diventa impossibile coltivare o diventa antieconomico coltivare, occorre trovare nuove attività che siano compatibili con la loro vita. In altri casi bisogna consentire per esempio un'edificabilità che oggi è pressoché proibita in case decenti, quindi favorire. Noi abbiamo un caso per esempio a Coralbrigo che è bellissimo, stiamo studiando come riuscire a vitalizzare un borgo in cima a una collina splendida con 400 abitanti ma che va calando rapidamente. Se non vogliamo spopolarlo, se non vogliamo avere solo gli alberi, bisogna pensare, e lì per esempio il problema è quello proprio delle abitazioni. Ecco, l'amministrazione provinciale intende promuovere un progetto o studiare un progetto a questo fine? Quella nostra iniziativa di cosiddetti mutui per i centri storici, occorre ricordare che molti, quando si dice centro storico si pensa a Conegliano, Vittorio, in realtà i centri storici sono stati classificati 400 in provincia di Treviso e quindi molti di questi paesi, di questi borghi sono considerati centri storici, quindi la possibilità di intervenire sulle case con un mutuo agevolato, Cassamarca, provincia e comune, è uno degli strumenti per poter intervenire. All'incontro sono intervenuti i rappresentanti delle aziende di promozione turistica di tutta la provincia, dei vari enti e categorie sociali, tutti impegnati nel ricordarsi che la Marca significa anche turismo. Grande spettacolo ieri sera all'Auditorium Commisso di Zero Branco per il concerto per i 150 anni del Corpo degli Alpini. L'esibizione dei cori Famiglia Alpina e Anna di Oderzo si sono intervallati alle letture di racconti che hanno ripercorso i 150 anni di storia. Allora vediamo un piccolo estratto di questo spettacolo di ieri sera. Giovedì 6 maggio 1976. Gemona, caserma Goi Pantanali, ore 21. Amedeo Sottana, Arnaldo Bassette, Mario Callegari, soldati.
giusto fuori la porta del bagno, a ridosso dell'uscita che dal corridoio delle camerate porta alle scale. Primo piano camerate, stabile Udine. Un minuto ed è la fine. A seguito degli interventi di soccorso e di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto, la Presidenza della Repubblica conferirà la medaglia d'oro al valor civile alla Brigata Alpina Giulia, testimoniando così lo spirito di sacrificio, l'abnegazione, la capacità degli uomini di una grande unità alpina. In chiusura vi ricordo la rubrica che torna puntuale con le festività natalizie ogni anno, è la rubrica Il tuo presepe. Voi telespettatori potrete raccontare con le immagini la vostra creazione. Manderemo in onda i video che ci invierete via WhatsApp al numero che vedete, il 351 1755 340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte con il cellulare in orizzontale. Specificate il vostro nome e cognome e il vostro comune di residenza. Potete anche registrare i vostri auguri e una breve descrizione del vostro presepe. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni meteo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e ancora buona domenica. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia un tempo ancora fortemente instabile. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 5 dicembre. Sul Veneto la perturbazione si allontana, tuttavia saranno ancora presenti delle piogge a carattere sparso, localmente potranno essere anche abbondanti. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 4 e 7 gradi, massime invece comprese tra gli 8 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino precipitazioni moderate e diffuse, dal pomeriggio non si escludono delle schiarite, specie su pianura e costa. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sui 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo risulterà grigio e uggioso, ma con qualche sprazzo di sole. Temperature minime intorno ai 2-5 gradi, massime sui 7 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.